Il messaggio era chiaro: non fermare la cultura per colpa della pandemia, e il pubblico lo ha capito, premiando il coraggio di questa scelta con la presenza numerosa agli spettacoli dal vivo e cogliendo la sfida di una partecipazione nel rispetto delle regole anti-Covid. A Cividale è tempo di bilanci per Mittelfest, che nonostante le difficoltà dovute al periodo ha proposto 25 spettacoli per un totale di 39 rappresentazioni di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, 3 Mittelforum e 10 giornate di anticipazione nella rassegna Aspettando Mittelfest. Tutte le proposte hanno ruotato attorno al tema dell'empatia. Ci consideriamo soddisfatti del risultato ottenuto, che corrisponde alle nostre migliori aspettative, commenta il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo. Era importante, aggiunge, non fermare la tradizione di un festival storico e di riferimento per l'Europa centrale e i Balcani e portare avanti la funzione dell'arte quale laboratorio di riflessione che genera futuro. Sono felice, afferma il direttore artistico Aris Pasovic, poiché abbiamo scritto un capitolo di storia, organizzando il festival dal vivo nonostante la pandemia, con garanzie di sicurezza e con un programma artistico di tutto rispetto. Concludo il mio mandato triennale molto soddisfatto, perché ho mantenuto la promessa di riportare Mittelfest sulla scena internazionale e di portare in Friuli Venezia Giulia spettacoli di riconosciuta qualità nazionale ed internazionale. Moltissimi sono stati i sold out, tra tutti Pandemonium di Vinicio Capossela e Misericordia di Emma Dante. Anche in questa edizione sono stati valorizzati progetti nati in regione come Giorgio Mainerio, coproduzione Arlef e Mittelfest. Spazio pure ai giovani, come ad esempio i ragazzi del Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, che hanno preso parte al progetto Mittelfest Young. Oltre al valore artistico della manifestazione, è stato ricordato anche l'impatto economico sul territorio, con l'impiego di 330 persone, 270 delle quali artisti, e il coinvolgimento di 55 aziende, per lo più regionali.